Oscurati 1.500.000 utenti con abbonamenti illegali, azzerato così l'80% del flusso illegale IPTV in Italia. 45 indagati anche nell'Agrigentino per frode informatica per un giro di affari illegale per diversi milioni. È il bilancio di una vasta operazione della Polizia Postale contro la pirateria audiovisiva finalizzata al contrasto del fenomeno delle IPTV illegali. I provvedimenti sono stati eseguiti in diverse città italiane e sono stati impiegati nell'operazione più di 200 specialisti provenienti da 11 compartimenti regionali della Polizia Postale che, operando sul territorio di 18 province anche nell'Agrigentino, hanno smantellato la complessa infrastruttura criminale sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico. La Procura distrettuale di Catania ha coordinato approfondite indagini durate diversi mesi in materia di pirateria audiovisiva finalizzate al contrasto del fenomeno delle IPTV illegali, delegate dalla Polizia Postale e dalle comunicazioni che aveva segnalato l'esistenza di una complessa infrastruttura tecnologica operante a livello nazionale responsabile della diffusione via internet attraverso numerosi siti del segnale illegalmente captato di numerose piattaforme di contenuti televisivi a pagamento come Sky, Mediaset, Netflix. Individuate le sorgenti dalle quali viene distribuito il segnale, il pubblico ministero titolare delle indagini ha contestato ai 45 indagati il reato di associazione a delinquere finalizzato alla commissione di delitti di accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza, di frode informatica aggravata dall'ingente danno arrecato e di abusiva riproduzione e diffusione a mezzo internet di opere protette dal diritto di autore. Una importante centrale è stata individuata nella città di Messina. La sua disattivazione e sequestro ha fatto rilevare che essa gestiva circa l'80% del flusso illegale IPTV in Italia.